Per la quarta giornata di ritorno del girone A dell'Eccellenza, inizio alle ore 15, riflettori puntati sul big match Licata-Canicattì, primo e secondo in classifica, divisi da appena 3 punti che potrebbe valere tutto un campionato, mentre il Sant'Agata, terzo incomodo, riceve il CUS Palermo. Quella delle 8 sarà sicuramente una partita difficile tra due squadre che stanno marciando in maniera incredibile e costruite per vincere il campionato ed attrezzate con giocatori di categoria superiore. Si tratta di una partita ad alto profilo ed è per questo motivo che è stato designato un arbitro extraregionale. Sarà infatti il toscano Simone Moretti della sezione AIA di Valdarno a dirigere la delicatissima sfida tra Licata e Canicattì. A collaborarlo saranno il siracusano Alessio Angelo Boscarino ed il nisseno Filippo Luca Scannella. Per quanto riguarda il Pro Favara, la compagine di Peppe Bassamo gioca a Geraci per confermare il buon stato di forma. In promozione, occasione di riprova per l'Olimpica Acregas che dopo 2 turni con appena un punto conquistato si reca a Vallelunga. Gara difficile contro un avversario che sta giocando molto bene. Le previsioni sono da tripla, il Casteltermini ospita il Cinque Torri Folgore, il Camarat gioca in derby con la Gattopardo, mentre la Libertas ospita l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Infine, in prima categoria, gioca ancora in casa l'Empedoclina, dopo la vittoria nel recupero con il Branciforti, ed ospita il forte Villarosa. Da seguire con attenzione lo scontro al vertice tra il Master Pro e l'Armerina, il cui esito finale potrebbe incidere sull'attuale classifica generale. Derby d'altri tempi a Raffadali, dove l'Angelo Cuffaro del neotecnico Gaetano Longo ospita l'Atletico Aragona. Il Gemini gioca a Caltanissetta contro la Nissa, mentre il Ravanusa ospita al Saraceno la Leonfortese.